Bentrovati nel canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Siamo in onda ogni giovedì con il campionato di promozione ma anche con il campionato di prima categoria. Voglio ricordarvi anche che siamo comunque in diretta il mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma nella puntata del mercoledì parliamo solo ed esclusivamente del campionato di Serie D e dei due gironi del campionato di eccellenza. Per 2 settimane il campionato di promozione si è fermato, si è giocato soltanto in pochi campi e si sono giocate le partite di ritorno del turno di Coppa Italia. Guardiamo il tabellino. Gioiosa, Super Giovane Castelbuono 2-2, qualificato il Super Giovane Castelbuono. Messana 1966 Promende 2-2, qualificata il Promende Calcio. Qualificazione anche per il Fulgatore che vince 3-0 contro il Città di San Vito Lo Capo. Vittoria fuori casa anche del Partinica Audace che quindi passa il turno, vince in casa del Gemini 3-2. Vizzini Calcio batte Vittoria 2-1. Vittoria che comunque porta a casa il passaggio del turno perché nella partita di andata aveva vinto 1-0. Geraci che vince contro il Camarat 2-1 e passa il turno, così come passa il turno l'FC 2011 Mister Bianco che vince in casa del Priolo 3-1. RSC Riposto che vince 1-0 contro l'Atletico Catania 1994, vittoria che permette alla squadra di Riposto di passare il turno. Pertanto le squadre che giocheranno a questo punto i quarti di finale sono Super Giovane Castelbuono, Promende Calcio, Fulgatore, Partinica Audace, Vittoria, Geraci, FCM 2011 Mister Bianco ed infine RSC Riposto. I gialloneri di Totò Marandano, che occupano il quarto posto in classifica con 13 punti, domenica saranno di scena sul campo della capolista Geraci, unica formazione ancora imbattuta del girone B. Gara non semplice dunque per i cinghiali che lontano dal Failla non hanno mai vinto, ottenendo solo un pareggio e 3 sconfitte. Discorso diverso invece tra le Muramiche, dove i castelbuonesi hanno sempre incamerato i 3 punti. Al termine del match di Coppa di sabato agli H di Piraino contro il Gioiosa, il tecnico Marandano ha parlato ai nostri microfoni degli obiettivi e del prossimo turno di campionato della sua squadra. Andare domenica per domenica, non guardare troppo oltre. Diciamo che l'obiettivo che do ai miei ragazzi è quello di dare il massimo, di crescere a livello tecnico comportamentale oltre che tattico, perché purtroppo dobbiamo raffinare un po' la situazione testa. Ci sono margini di crescita importanti, potenzialità veramente importanti, ho un gruppo di ragazzi d'oro che vanno veramente celodati e quindi mi auguro di poter fare bene già domenica prossima, che questo passaggio del turno sia di buon auspicio per andare ad affrontare il Geraci fuori casa e chissà, magari fare qualche punto fuori casa non sarebbe male. Benvenuti dal Marullo per Messana Promende, gara valida per gli ottavi di ritorno di Coppa. Incontro che sarà diretto dal signor Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa, con Siracusa e Belfiore come assistenti. Punizione per la Messana, parte Ballarò col destro. Tiro che però si spegne al lato, prima occasione. Opportunità di contropiede con Rasa che controlla sulla destra davanti a un avversario, cambia gioco nella zona di Aloe, che è inseguito da Peditto, lo chiude il numero 2, poi lo atterra e calcio di rigore per la Promende. Rivediamo il contatto fra Peditto e Aloe, nessun dubbio per il direttore di gara. Dagli 11 metri parte Aloe che spiazza la rotella e sblocca il parziale al Marullo. Promende che realizza quindi la prima marcatura di giornata. Avanza Buonasera, c'è lo scambio corto, pallone buono per Roll che carica il tiro. Occasione che però finisce fuori. Rimessa laterale per la Messana, c'è un colpo di testa della Promende, poi arriva Calcagno a superare diversi avversari, giocata su D'Amico che punta un avversario, pallone orizzontale per Buda che manca di un soffio la sfera. Ci prova sempre la Messana, colpo di testa di Buda che però perde il possesso, recuperato da Ballarò che adesso ha spazio per andare, ancora Ballarò col mancino.
Sta spingendo la Messana per trovare la rete del pareggio. Calcagno, appoggio corto su Peditto che vuole il cross in aria, stacca Cordima. Grande parata di Bucca. Ballarò prova a far avanzare i suoi, pallone per D'Amico, ancora Buda che prova la conclusione. Pallone che si stampa sul palo. Ancora un'opportunità per la Messana che va al traversone in aria. Libera la Promende, pallone raccolto da Roll. Trova una grande risposta di Bucca il numero 9. Calcagno, pallone orizzontale per Munafò che controlla, vince diversi duelli. Ancora Munafò, prova a trovare un compagno libero. Riesce a servire Bonasera in aria che però viene chiuso all'ultimo. Calcio d'angolo per la Messana sul pallone. Arriva Cordima che trova il gol del pareggio. L'ha ripresa la Messana e l'ha fatto con il proprio capitano che va ad esultare così. Rivediamo il cross perfetto per Cordima che ha insaccato l'1-1. Roll prova ad avanzare, adesso è costretto a tornare indietro, riesce a trovare Calcagno. Pallone interessante per Ballarò che viene atterrato. Non c'è nulla secondo Montevergine, tanti dubbi da parte della Messana. Qui rivediamo l'entità del contatto fra Ballarò e Milanese. La signora Siracusa richiama il direttore di gara che però è impassibile sulla propria decisione. Pallone recuperato dalla Promende che adesso attacca con Aloe, controllo col mancino, arriva la conclusione che supera Rotella per il 2-1. Promende di nuovo in vantaggio. Rivediamo lo scatto sul filo del fuorigioco dell'11, il controllo e poi il tiro che ha battuto Rotella. Punizione per la Messana, tiro ribattuto. Pallone che arriva nella zona di Roll che viene atterrato, arriva la conclusione di D'Amico. Sfera che poi termina sulla traversa ma tanti dubbi. Ma termina così il primo tempo, Promende avanti per 2-1. Peditto prova a giocare sulla destra sopra un avversario, mette un pallone in mezzo. Si salva, Bucca in calcio d'angolo. Ancora Messana in avanti, pallone in aria per D'Amico che prova l'acrobazia. Ma trova soltanto la risposta di Bucca. Cordima, Calcagno in verticale nella zona di Buda, c'è l'appoggio per Roll, lo scarico su Peditto. Prova il traversone il numero 2 ma colpisce la traversa. Cambio per la Messana, Gennaro prende il posto di Roll. Punizione Messana, parte Buda col mancino. Ancora, attento Bucca. Ci sono due giocatori a terra, la Messana però batte subito con Calcagno. Munafò mette in mezzo per Ballarò che si divora il gol del 2-2. Grandissima occasione per la Messana. Messana ancora in possesso, Buda vuole battere il calcio di punizione. Riesce a giocare profondo su Di Vincenzo che si defila, ancora Di Vincenzo mette il pallone in aria. Chiusa ancora la manovra della Messana. Possesso per la Promende, solito pallone profondo nella zona di Aloe. C'è il cambio di gioco, il controllo. Cordima qui perde un duello ma arriva la parata di Rotella a salvare la Messana. Rimessa laterale per la Messana, viene servito Buda che prova una conclusione, arriva Cafarella. Pallone alto sopra la traversa, attacca ancora la Messana, c'è un colpo di testa, poi un altro tiro. Si salva sempre la Promende. Cordima prova ad avanzare, grande azione personale, arriva il sinistro che vale il 2-2. Pareggia ancora la Messana, doppietta per Cordima. Rivediamo la gran botta dal limite di Cordima che ha superato Bucca per la seconda volta in partita. Prova l'ultimo assalto la Messana che qui gioca sulla sinistra. C'è un suggerimento corto e poi la conclusione viene ancora deviata dalla Promende che manda il pallone via. E poi Montevergine fischia 3 volte, finisce così.
In palio i quarti di Coppa Italia alla Luigi Averna nel giorno dell'arrivo dell'autunno, del calo netto delle temperature e dei campi in terra che dicono addio alla polvere dopo 6 mesi. Più atletico che RSC, la quale predilige di più il gioco di rimessa nel primo quarto d'ora. Occasioni dei catanesi da calci piazzati, Licata prima e Mazzamuto poi a sfiorare i 7. Ma quella più importante è sul tiro a 1 metro dalla porta di Licata che si libera di 2 avversari, non di un super cisterna il quale riesce ad abbrancarla sulla linea. Grandissima parata di Antonio Cisterna dell'RSC ed episodio decisivo per quanto accadrà più avanti. Si smuovono dall'altro lato i biancazzurri di riposto, a metà tempo scende Di Mauro, a sinistra triangolo con Napoli, tentato sinistro a incrociare che finisce su Vitale. Clamorosa chance in risposta a quella dell'Atletico poco prima per schiodare le reti bianche alla mezz'ora. Mangano lunghissimo sul Napoli che batte in uscita il portiere avversario, ma la palla finisce beffardamente al lato nel rammarico generale. Indicazioni positive per la RSC che chiaramente deve vincere. Per ribaltare l'esito si va all'intervallo sullo 0-0. Ripresa, punizione di Mazzamuto, respinge la barriera, piatto alto delicato e palla che sfiora la trasversale quando corre il quinto minuto. 20 minuti di gioco combattuto a centrocampo. Al 24esimo parte un attacco della RSC con Di Mauro per vie centrali, Salemi in prolunga per un tacco volante di Platania, Tornitore prende l'ascensore per andare al piano più vicino e incontrare Mangano. Fortunato Napoli si apposta opportunamente dietro la linea dei difensori, attende il passaggio e porta in vantaggio la Russo Sebastiano. Gol dell'1-0, gara sbloccata. Gol ultra fondamentale per la qualificazione, proteste fortissime da parte atletista che ha visto una bandierina alzata del secondo assistente della Iera di Acireale. Il gol comunque, come vediamo nelle nostre immagini, è regolarissimo e così può andare in festa il team biancazzurro che dopo la timidezza iniziale ha preso coraggio nel corso della partita e soprattutto in una ripresa grintosa di fronte a un fortissimo avversario. Lascia tra gli applausi dopo il gol Davide Nicotra, ha partecipato alla marcatura tenendo impegnato Spartai, liberando così Mangano per l'assist. Dentro Condorelli quando siamo alla mezz'ora, reazione del rossoblù ospite affidata dalla distanza ai Lardi, brividi su tutto l'Averna per il possibile 1-1 che non arriva. Poi Bisicchia, già ammonito, perde qualche istante per battere una punizione, l'arbitro Narcisi di Agrigento, chiamato a dirigere un match ad altissima tensione, non gli perdona questa leggerezza e la RSC finisce con l'uomo in meno per i restanti 10 minuti. Seminara così corre ai ripari per la difesa dentro Pappalardo, fuori Napoli. All'accensione dei riflettori Tornitore ha dal limite dell'area la palla del 2-0 su cross di Mangano, ma la sciupa così e tiene in vita gli avversari che attaccano senza incidere, e al triplice fischio la RSC riposto incassa un'altra soddisfazione stagionale, qui di peso massimo perché entra tra le prime 8 del rush finale di Coppa che tornerà in scena nel 2023. Domenica il ritorno del campionato di promozione, biancazzurri in vetta al girone C andranno sul campo dell'Aci Sant'Antonio, si tratta di un big match per rimanere lassù. Una produzione esclusiva Play Village, in collaborazione con il Comune di Bistretta. Prima edizione del premio regionale giornalistico Pietro Anastasi. Il meglio del giornalismo siciliano in passerella. Vi aspetto su 7 Gold, domenica 27 novembre alle 12:30. Da non perdere. Parliamo adesso del campionato di prima categoria, subito il rullo dei risultati con le classifiche e anche tante immagini.
Abbiamo dunque concluso la puntata odierna di Penalty on Demand sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sul canale Facebook. Noi ci rivedremo mercoledì prossimo, come al solito alle ore 13, in diretta sul canale 15 del Digitale Terrestre di 7 Gold. Mercoledì, come al solito, parliamo solo ed esclusivamente del campionato di Serie D e dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Grazie per essere stati con noi. Il mercoledì a partire dalle ore 13 in diretta sul canale 15 del Digitale Terrestre vi aspetto con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Parliamo solo di calcio dilettantistico e lo facciamo da 12 anni, ci sarà pure un perché.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Una produzione esclusiva Play Village, in collaborazione con il Comune di Bistretta. Prima edizione del premio regionale giornalistico Pietro Anastasi. Il meglio del giornalismo siciliano in passerella. Vi aspetto su 7 Gold, domenica 27 novembre alle 12:30. Da non perdere. Sabato 21 gennaio, in esclusiva, il cabaret di Antonello Costa. Per preparare un minestrone servono ortaggi in quantità. Sala Teatro Le Tre Piramidi, apericena rinforzato anche dal cabaret di Antonello Costa. C'è troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa e io divento matto. Sabato 21 gennaio 2023, ore 21. Prenotate il vostro tavolo in prima fila. Le donne lo sanno, se non ci infili la carota, il minestrone mica viene. Affrettatevi, Sala Teatro Le Tre Piramidi, Aci Bonaccorsi, Catania. Info 349 30 97 444. Troppa patata, troppa, quante volte gliel'ho detto. Troppa patata, troppa, e se la porta pure a letto. Oggi la patata gli interessa, ma col tempo sai diventa lessa. Patata. Ogni mercoledì alle 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre vi aspetto con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.